Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. Comunque io non credo proprio che President Trump abbia fatto un blowjob a President Clinton, ma nella remota ipotesi in cui questo dovesse essere vero, sono sicuro che sia stato the best blowjob in American history. Di qualcosa, Stefano. Perché? Di qualcosa. Sei contento di tornare? No, mai. Voi siete contenti? Che fine dovrebbero fare i Barbari? Pensavo stessi dicendo qualche altra... Vabbè, non mi puoi aiutare. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Qui con voi c'è sempre il signorino della Cattolica, ormai pure io mi autodefinisco così, Marco Rubeo, insieme al cugino Vittorio Le Donne. Buonasera cugino. Devo dire che oggi veramente sono quasi spaventato, cioè la presenza di un fantasma in questo studio veramente che mi turba quasi, mi turba. Presto sarà un fantasma, tra esattamente 19 giorni sia io che lui che il signor Talebano saremo dei fantasmi. È tornato a trovarci un membro originario della formazione e che membro, mi verrebbe da dire. Abbiamo finito con i membri? Non abbiamo finito con i membri. Un membro originario della formazione dei Barbari Eleganti, signori, per la prima volta nella quarta stagione è tornato a trovarci Luca Adalberto Scognamiglio. Io continuo a dire che Adalberto non so che cosa sia. È il tuo secondo nome. Non è vero. Buonasera a tutti. Buonasera. Noto con piacere che finalmente dopo appelli fatti dalla qualsiasi Vittorio si è tagliato i capelli e possiamo andare a casa, abbiamo finito per oggi, no? Ma perché sei tornato qua? Sono tornato perché, ve lo spiego, allora, è successo un fatto, cioè, delle notizie particolari. Abbiamo fermo, la chat fermo. di WhatsApp che secondo il Tribunale di Catanzaro, abbiamo uno arrestato perché guidava in autostrada con una macchina da Formula 1. Dovete sapere che alla mia sinistra abbiamo anche una lavoratrice con un cane che chiede gli stessi diritti. Fermo. Alla mia sinistra siede un pavido. No. Quindi uso lo stesso aggettivo che Vittorio si divertiva a usare nei confronti del compianto Gaz. Di fianco a me siede un pavido alla mia sinistra. Questo perché ieri, tranquillo, mi arriva un messaggio da tal Marco Rubeo che dice c'è il videogioco che dice, secondo che ruba i ladri occidentali per restituirli agli africani. Io parlerei di questa cosa. Da buono. Mi dice, mi raccomando, domani non parlare di Trump. Non parlare di Trump, non so di perché cosa stai parlando e mi dissocio. Mi rompono il culo. No. Ora. Mai detto una cosa del genere. Allora, innanzitutto io non mi faccio dettare l'agenda da una persona che nel 2025 non crede all'allunaggio. Quindi mettiamo le cose in chiaro. Perché tu credi all'allunaggio? Poi volevo partire prendendolo alla larga. Allora, nel 1978 un cantautore italiano molto famoso, Renato Zero, ha esordito con una canzone bellissima, ancora tutt'oggi famosa, ovvero Il Triangolo. Sì. Di cosa parlava il triangolo? Vitto, tu lo sai di cosa parlava il triangolo?
Ma sì, però guarda, lo lascio dire a te, dato che Benissimo. oggi Il sei triangolo- l'ospite d'onore. Ok, che onore. Il triangolo parlava in una storia d'amore tra tre persone, in particolar Beh, non modo... proprio una storia d'amore. No, allora, in particolar Una modo... storia di una notte. Esatto, l'amplesso tra tre persone. Sì. E io vorrei usare questa canzone per agganciarmi a un tema particolare. Durante questa settimana sono uscite alcune delle mail di Epstein. No, Famose mail di tutte fake Epstein news. sull'attuale presidente Tutte fake americano. news. Una di queste mail Tutte fake è news. diventata molto famosa perché si parlava di Donald Trump che aveva Sì, soddisfatto corretto. sessualmente Corretto. Bill Clinton. Vabbè, Ora- è una fake ora, news. Questo lo deciderà Il popolo del il web. popolo del web. Per il momento questa cosa è vera e io la tratto come se fosse vera. Ora, nulla contro questa cosa qui, innanzitutto, ma se noi andiamo a vedere Trump in tutti questi anni, lui ci ha già mandato dei messaggi subliminali nel quale ha fatto intendere questa cosa qui. Nel 2015, quindi in procinto di diventare il candidato repubblicano per le presidenziali, Trump ha twittato... Chiederei, aspetta, la regia se può Inquadrare lo schermo. inquadrare Ma non è per necessario. favore. Sì, no, è assolutamente necessario. Quindi Grazie. ha twittato dicendo se Hillary Clinton non riesce a soddisfare suo marito, come potrebbe soddisfare l'America? Beh, insomma, questa, vista con gli occhi di oggi, ci sembra un minimo una missione di colpa, Ma no, ma dai. no? Poi, Confermo. in questi giorni, in queste settimane, questi mesi, mentre si parla dei dazi e degli accordi che Trump sta cercando di fare con tutta Stanno l'Unione andando Europea, benissimo, tra cui l'ultimo Sì. con la Svizzera è Esatto. uscito perfettamente. Trump più volte ha twittato dicendo che nulla, ha fatto un big beautiful bill. Ora, Quello noi, è più per la legge di bilancio. noi siamo sicuri che Bill stia per altro e non per quel bill. La cosa più divertente, Regia, tra manderei ancora. la cosa più divertente di tutto questo è che nelle mail si parla di Clinton non come di Clinton, ma come Bubba. Ora, io oggi volevo portare qui un cappellino, che era il cappellino di Bubba Gump. Ora me lo sono dimenticato, colpa mia, chiedo venia. Però questa cosa fa estremamente ridere. Ma perché tu hai un cappellino di Bubba Gump? Certo che è un cappellino di Bubba Gump, preso sul molo di Santa Monica da Bubba Gump Gamberi. Bellissimo. No, in realtà l'ho preso da AliExpress, però sono Ecco. andato lì a mangiare i gamberi, quindi se volete farvi scammare andate pure a Santa Monica. Ed è bellissimo, Il Beh, presidente dai, è una fake news. Non è una- È un meme che gira su una fake news. non è dai. una fake news. Cioè, tra l'altro, la mail originale dice Putin dovrebbe avere un video di Trump che Tu pensa, ecco che perché fa un parliamo di pompino triangolo. a un certo... E questo spiega molte cose. Esatto, quando parlavo di triangolo, voi avete sicuramente pensato al fatto di Hillary Clinton, Donald Trump No. e il nostro caro amico Bubba. E invece Anche perché no, sono io piuttosto parlavo... sicuro che Hillary Clinton non abbia mai fatto certe cose con il marito. Esatto. Che in realtà... E invece io stavo parlando di Vladimir Putin, Donald Trump e il nostro amico Bubba. Cioè, Secondo quindi ci voi stai dicendo che il buon Vladimir Putin è un grande amante del voyeurismo e che si divertiva a guardare Io no- e soprattutto a filmare. Putin non lo giudico per quello. E per cosa lo giudichi? No, vabbè, non lo giudico per quello. Ma tu Sì. non lo giudichi. Regia, ancora Si potrebbe- lo schermo, per favore. Ah, vi ricordate tutti i meme su Monica Lewinsky e Bill Clinton che dicono la gente non sa che in questa foto ci sono due persone? Ecco, l'hanno rifatto in versione 2025. L'attuale generazione probabilmente non sa che in questa foto ci sono due presidenti viventi. Bellissimo, bellissimo. E tra l'altro Donald Trump ha cercato di bloccare la pubblicazione di queste mail. Ma non è vero, anzi non è stato il primo a dire per me la lista di Epstein può uscire in qualsiasi momento. Non c'è riuscito e quindi adesso sta cercando di cavalcare l'onda dicendo sì, per me le possono pure pubblicare, tanto sono tutte fregnacce. Io non vedo l'ora che vengano pubblicate queste cose. Anzi, pregherei gli Stati Uniti d'America, il Congresso, chi andrà a divulgare queste informazioni, se può divulgare anche eventuale materiale, Video. non so, video, foto, insomma, noi siamo aperti a tutto, non ci scandalizziamo. Ecco, cugino.
C'è da dire una cosa: se veramente dovessero uscire i video di quello che è successo nella sala ovale, che in questo caso potremmo rinominare la sala orale, questo diventerebbe il secondo video probabilmente diciamo estrapolato, rubato, più famoso dopo quello di Kim Kardashian, quindi sarebbe sono le 5 del pomeriggio, però siamo in fascia protetta. Ma tu stai... Hai appena detto le peggio cose. Ma tu perché cose? Ho riportato i fatti come stanno. Ma tu stai... per dovere di cronaca. Tu lo vedi in questo modo. Io ho detto solamente la sala orale. Non so che orale intendi tu. Hai reiterato il reato, giusto? Ho detto bene? Ha detto bene. Comunque stavo dicendo, sarebbe il secondo video, diciamo, scammato, rubato, più famoso solamente dietro a quello di Kim Kardashian. Quindi... Sì, cosa è davanti? No, è dietro. No. Quello di Kim Kardashian No. è dietro. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Sta degenerando. Allora, io sono sicuro che sia una fake news. Sono sicuro che sia una roba inventata. Tu in cuor tuo non vuoi che sia una fake news. No, sono sicuro che sia una roba inventata, sono sicuro che sia una fake news, ma come ho detto anche nella sigla, se dovesse essere vero, io continuerò a supportare il presidente Trump, anzi sono disposto a dire che il presidente Trump fa i migliori pompini degli Stati Uniti d'America. Comunque, continuerei a dire che siamo in fascia protetta, quindi di usare terminologie differenti. Ma quindi, no, uno, aspetta. Marco, stai mentendo spudoratamente perché tu speri che questa storia sia vera, tu speri che escano foto e video, e poi in che modo puoi dire che quello è stato il miglior... Ma nel 2025 possono anche essere fatte con intelligenza artificiale, anche se vedi foto e video non è detto che... Comunque io continuerò a supportare il presidente Trump. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Ma perché che tu non hai è un disvalore. big beautiful bill? Sicuro, cugino? Dai, non devo essere io a dirlo. Sicuro, non ci vuoi dare questo scoop in anteprima di avere anche tu un bubba? No. Ma la cosa divertente è proprio questa. Poi ogni il fatto- cosa non lo direi su Radio Libertà. Oddio. La cosa divertente è questa, il fatto che Clinton venga chiamato bubba. Cioè, se ci pensi, è una cosa, è bellissimo, è bellissimo. Gli Stati Uniti sono l'esperimento sociale più bello che esista sulla faccia della terra. Non so come farei ad andare avanti senza gli Stati Uniti d'America e senza Donald Trump. Il grande merito di Donald Trump è quello di non annoiare nessuno. Come puoi annoiarti? Cioè, Kamala... in questo caso particolarmente. È il momento della canzone. Ma quindi io prima di andare, aspetta, prima di andare con la C'è canzone, la parte 2. diciamo un'ultima cosa che poi da elaborare dopo, ma invece quando Kamala Harris diceva che suo marito avrebbe dormito con il nuovo presidente degli Stati Uniti, a quel punto si riferiva davvero a se stessa, oppure vedendo le nuove rivelazioni era anche lei voleva far soddisfare il marito ci aspettiamo una querela dagli Stati Uniti d'America, ma se Trump davvero ha fatto queste cose sicuramente ha soddisfatto tutti, perché il presidente Trump soddisfa sempre tutti. in onore degli Stati Uniti, di Trump e di Bubba, Renato Zero con il triangolo. Che tragedia. Va avanti ancora sta storia. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, 4 dischi, un po' di whisky, sarò grande vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, semmai, mentre lui chi è, cioè è difficile farlo con te, mollalo, lui chi è, lui cos'è, lui com'è, è distratto ma è certo di troppo, mollalo,
aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità trovarmi una collocazione? Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. Lui chi è? Si potete vedere. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo la canzone, la mia canzone dell'amicizia col signor Talebano, è la nostra canzone, Non Triangolo vogliamo di sapere il Renato perché. Zero. E dopo Triangolo di Renato Zero ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Bentornato Riccardo, che piacere sentirla. Ok, allora, iniziamo subito con gli argomenti. Allora, la cronaca di questi giorni ci impone una riflessione profonda, toccando temi che vanno dalla riforma della giustizia in Italia fino ai conflitti internazionali. Beh sì. In Italia e fenomeni sociali per alcuni echeggiano profezie anche e moniti del passato. Allora, il primo punto, vorrei parlare della riforma della giustizia. Prego. La domanda è questa: si torna all'oralità? In questo caso in Italia si riapre il dibattito sulla giustizia con l'ipotesi di rimettere al centro l'oralità nei processi, modificando la riforma. Riccardo, mi scusi, può ripetere la prima domanda, per favore? Mi sembra di aver captato una parola particolare. Allora, la prima domanda riguardava la riforma della giustizia. Sì? Si torna all'oralità? Allora, all'oralità negli Stati Uniti sicuramente sì, in Italia non lo sappiamo. Allora, poi vabbè, stavo dicendo che in Italia si stava riaprendo il dibattito sulla giustizia con l'ipotesi di rimettere al centro l'oralità nei processi, modificando la riforma Cartabia, mentre si discute di separazione delle carriere e delle riforme costituzionali. Sì. L'obiettivo resta quello di rendere la giustizia più efficiente e vicina ai cittadini. Mi domando, sarà sufficiente a cambiare il divario tra la legge e la sensazione di legge percepita? Ma ci dica una cosa, signor Riccardo, lei, se non sbaglio, giusto, aveva anche un movimento politico che ancora non ci ha voluto rivelare, ma che ci rivelerà in seguito, aveva detto, giusto? Ci siamo quasi vicino a rivelare questa. Perfetto. E la posizione del suo movimento su questa riforma qual è? Ma su questa cosa ci stiamo studiando. E soprattutto c'è anche qui dietro la mano di Israele, di Netanyahu, c'è qualche... È sempre quella la cosa. Ah, quindi lei non si fida perché appunto dietro ci sono dietro gli ebrei anche in questo caso, come nelle elezioni in Calabria? Come le elezioni in Calabria. A proposito... Sì, ci dica. Ha ragione. A proposito, volevo dire che a Roma, in vista dell'elezione del 2027, c'è la notizia della nascita di una nuova associazione di musulmani attiva politicamente. Può emergere un dibattito acceso sull'identità culturale e l'integrazione, come non tornare con la mente al pensiero di Oriana Fallaci, cioè la giornalista, la cui voce profetica suonava contro l'amministrazione dell'Occidente. Lei avvertiva con forza che il non porre limiti alla crescente influenza di culture non integrate avrebbe messo a rischio i fondamenti stessi della nostra civiltà. È vero.
Ma invece mi dica una cosa, ora che ricollegandoci a una cosa che è vecchia che ci aveva raccontato, ma ora che hanno trovato i ladri del Louvre invece, che hanno rubato i gioielli di Napoleone, ma quelli, per quelle che sono le sue informazioni, sono i veri ladri oppure è tutta una messa in scena, diciamo, per nascondere un complotto più grande? Ma secondo me potrebbe essere una messa Sono in scena d'accordo. per nascondere un complotto più grande, altrimenti, altrimenti Chi c'è dietro secondo lei? Mi stava dicendo? Chi c'è dietro secondo lei a questo complotto? Ma potrebbe esserci Israele. Lo sapevo. Avevo anch'io il dubbio, ma me l'ha confermato. Ma secondo me c'è dietro Israele, cari amici barbari, perché altrimenti la cosa non sarebbe spiegata in questa circostanza. No, è vero, è vero. Ma hanno utilizzato anche in questo caso la mucca rossa, cioè per riuscire a rubare i gioielli dal Louvre? Sì, comunque sempre qualche inciucio c'è. Qualche inciucio, capiamo. Ma hanno le mani in pasta ovunque. Quindi... Vabbè, no, ovviamente... hanno le mani ovunque, sanno loro come mettere le mani e come gestire la situazione nel caso. Capisco. Allora la ringraziamo, signor Riccardo, per questi nuovi scoop che ci ha lasciato questa settimana e le invitiamo ovviamente a chiamare anche per settimana prossima. Ok, va benissimo. Grazie. Alla prossima. Buona serata. Ma allora c'è un certo Silvio nei messaggi WhatsApp che ci scrive: ragazzi, stasera avete toccato il fondo. Potrei mandarvi a scopare il mare, ma non lo faccio per non abbassarmi al vostro livello. Non ho capito. Cosa vuol dire? Mi scusi, ma signor Silvio, ma con quel nome ci critica proprio su queste cose? Dai, signor Silvio, dai. Comunque, lasciatemi fare un po' di allegria. Un appello a due enti, ovvero prima di tutto al funzionario dell'aeroporto di Tel Aviv che dovrà controllarmi i documenti, che ovviamente sto scherzando, e sono amico di Israele e lo posso anche dimostrare. E poi mandare un messaggio anche al funzionario dell'aeroporto di New York, JFK, che ad aprile dovrà controllarmi il passaporto, che sono un amico degli Stati Uniti. Ecco. Sto scherzando. Allora, abbiamo una notizia che arriva direttamente dal Tribunale di Catanzaro, visto che si parlava di riforma della giustizia. Le chat di coppia diventano patti prematrimoniali. Gli impegni presi su WhatsApp validi per la gestione della separazione. Allora, una sentenza del Tribunale di Catanzaro riconosce valore legale ai messaggi tra coniugi. Gli accordi via messaggio possono essere considerati patti prematrimoniali validi. Nel caso specifico, un ex marito aveva promesso in chat di pagare il mutuo da solo. La ex moglie aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e il tribunale ha confermato l'accordo. La decisione crea una zona grigia. Ogni messaggio potrebbe diventare prova in tribunale. Allora, cugino, noi abbiamo già parlato delle chat di WhatsApp anche riguardo al caso delle fascistelle. Come la vedi questa cosa? Non può creare un precedente pericoloso? Cavoli, se ha un valore legale tutto quello che scriviamo sulle nostre chat di WhatsApp, qui è finita, cioè, soprattutto per il signor Luca D'Alberto Scognamiglio, che dovrà partire a breve per l'aeroporto e dovrà atterrare all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Un missile può sempre arrivare. Cioè, se le chat di WhatsApp vengono prese in maniera seria e diventano prova giuridica, è una tragedia. Ma cosa vuol dire? Allora, tornando anche al discorso delle fascistelle, le chat WhatsApp sono chat WhatsApp, le chat private sono chat private, non possono provare alcun tipo di fondamento giuridico in questo caso per una separazione, come non possono valere nulla in base alle mie opinioni o alle tue opinioni su un argomento importante. In chat privata posso dire quello che voglio ma tu dici già quello che vuoi in chat privata. Tu dici delle robe atroci in chat privata. Io dico cose atroci anche non in chat privata, ma non è questo il punto. Il punto è che la mia chat privata è una chat privata e tale deve rimanere. Che qualcuno le prenda e le pubblichi per sputtanarmi fa girare i coglioni. Ma rimaniamo nel discorso accordo no, ma è prematrimoniale. un discorso aperto, vale anche per questa roba qui. Una chat privata è una chat privata. Quindi secondo te non deve valere nulla? Ma certo che non vale nulla, ma se io sulla chat privata gli dico Vitto, domani ti compro una villa, secondo te gli compro una villa? No,
Se gli dico Vitto, domani ti compro, non glielo dico. No. Meglio che meglio non dire nulla. Meglio non dire nulla, ma il punto è che questo può porre base a un accordo? No, è una cosa che ho scritto su una chat privata e ha la valenza. orale, potrebbe avere la stessa valenza di un accordo orale. Sì, ma la cugino la torni sempre lì. Allora, la prima notizia l'abbiamo finita. Quindi non torniamo sulla parte orale perché quella l'abbiamo già sdoganata prima. Il punto è che un messaggio privato è un messaggio privato, non deve avere valenza sotto nessun tipo di aspetto, altrimenti saremmo finiti. Se diamo valenza alle nostre chat private siamo finiti. E invece, quindi cosa vogliamo dire al Tribunale di Catanzaro? Io non devo dire niente al Tribunale di Catanzaro. No, perché ha creato questo precedente. E qualcuno prenderà le conseguenze a seguito di Scogna, quello... insomma. Vabbè, dai, tanto i tribunali africani non hanno valore d'Italia. Questo era il tipo di commento che volevo sentire. Ma io non lo faccio questo Allora, tu sei venuto qui dopo 6 mesi, perché l'ultima volta che sei venuto qui era il 26 maggio. Vieni qui e non hai il coraggio di dire quello che Vitto ha appena detto. Ma cosa sei venuto qui a fare? No, non ho il coraggio di dire quello che ha appena detto Vitto. Io vorrei allontanarlo il più possibile da quello ma che soprattutto Vitto che cosa è dice diventato? e quello che Vittorio sei diventato tu il conduttore serio di questa trasmissione. Ma io sono sempre stato il conduttore serio di questa trasmissione. Allora, il signore qui c'è un cavillo burocratico non indifferente in questa trasmissione. Cioè? Io. Allora, questo qui è il signore che è venuto, che l'ultima volta è venuto, ha dichiarato si è definito fascista e non ha il coraggio di fare una battuta sui calabresi. Allora, cugino, annuncia tu la prossima canzone. Allora, abbiamo Gimme Gimme Gimme, non stavolta degli ABBA, ma dal film Mamma Mia. Benissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Somebody help me.
the break of the day. Movie stars find the end of the rainbow with a fortune to win. It's so different from the world I'm living in. Tired of TV, I open the window when I gaze into the night, but there's nothing there to see, no one inside. Is there a man out there? Someone to hear my prayer? Give me a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Give me a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo gli ABBA, o meglio dire il cast Amanda Seyfried in questo caso di Mamma Mia con Gimme a Man After Midnight, la versione che a me personalmente piace di più, cugino, non so, ma perché? Cioè, a chi l'hai dedicato? Perché non capite un cazzo di musica. Gli ABBA non si mettono in discussione. Questa è una poracciata fatta dopo, ma gli ABBA non vanno messi in discussione. Ma stai scherzando? Ma vuoi mettere la versione di Donald Trump? Quella lì non la batte nessuno. Quale versione di Donald Trump? Come, non lo sapete? No. Il live che ha dedicato a Bubba? Sì, col microfono. Esatto. No, guarda, faccio finta di non aver sentito. Give me. Cosa a Boob After Midnight. No, dai, è terrificante. Dai, poi ci credo che gente come Silvio ci scrive che oggi abbiamo toccato il fondo. Ma cioè... noi tocchiamo sempre il fondo. Sì. Noi raschiamo il fondo. E a proposito di fondo, Scogna ci diceva di un tema a lui molto caro. Sì, ma prima abbiamo una chiamata. Buonasera. Oh. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi da provincia di Como. Bentornato, signor Giampaolo. Buonasera, salve. Saluto Vittorio, che è più rocchettaro, mi sembra. Grazie. Io volevo solo non volevo parlare di politica, volevo solo chiedervi un pezzo che ho caricato nel mio canale YouTube stamattina. Il pezzo del gruppo RKL, un gruppo californiano hardcore, si chiamano Rich Kids on LSD, e il pezzo è Block Out, scritto Blocked con la K out. E hanno un bassista, Joe Raposo, che è meraviglioso. E fa anche rima, diciamo. E, se lo mettete mi fate un favore, non voglio rompervi troppo le scatole, però se lo mettete mi fate un favore. Ma guardi, però volevamo chiederle, invece di Trump e Clinton, cosa ne pensa? Secondo lei veramente è successo quello che si dice? Ma io sono trampiano, secondo me sono diffamazioni, cioè il mio modesto parere, nel senso... Giusto. Ma la diffamazione implica un qualcosa di negativo, qui non c'è nulla di negativo. Che continuano a diffamarlo, ma non sono ancora riusciti a scalfirlo d'1 millimetro, lui va avanti. Mi scusi. Per fortuna che c'è lui. Una domanda, ma la diffamazione comunque implica un qualcosa di negativo. Qui non c'è nulla di negativo. No, non è vero, non lo ascolti, non lo ascolti. Non ho capito, scusi, non ho capito. Allora, la diffamazione implica qualcosa di negativo in che senso? E implica un qualcosa di negativo. Qua non c'è nulla di negativo su Trump. Cioè, è stato riportato un fatto. Non c'è l'onere della prova. Cioè, io sono laureato in diritto in cattolica, c'è l'onere della prova, si fanno le accuse, però poi le accuse devono essere provate. Quindi bisogna vedere come va a finire. Secondo me è come con Berlusconi. Io sono in conflitto di interessi con Berlusconi. Comunque Berlusconi non faceva fellazio a Prodi. Prego. No, però Berlusconi non faceva fellazio a Prodi. Ma neanche Trump con Clinton, dai. Oddio. No, ho capito, ma lo dice lei questa cosa. No, non lo dico io, lo dice un amico di entrambe le persone. Ma mi sembra una cosa un po' pesante, nel senso che
Bill Clinton sembrerebbe che ha avuto una fellazio con una stagista e quello sembra che sia provato. Ma questo è quello che si è saputo Però- fino adesso. In realtà adesso è venuta fuori Va la vera bene, storia. va bene Comunque così. Giampaolo, cioè, non ascolti questo degrado, questo delirio, cioè, ascolti giovedì dalle siete 3 e giovani, mezza fate bene, fate alle 4 e bene. mezza Buona- Crossroads, che si parla di musica, almeno lì si mettete intende il molto pezzo di che più. vi ho chiesto, dai, grazie. Magari settimana prossima, grazie. Allora, andiamo in California, a Fullerton. Un autista tenta di usare la carta del Monopoli esci gratis di prigione durante un controllo stradale a Fullerton. Bellissimo. Allora, la California... Che poi non sarebbe esci gratis di prigione, però esci di prigione. Vabbè, la California è un posto magico. È un posto magico. C'è gente del genere, probabilmente era drogato, pippato. Non ci vedo nulla di male. Cioè, ovvio che se guidi da pippato, forse qualche piccolo problema lo potresti creare. Però io, se uno pippa, può pippare liberamente. Ma tu pipi? No. Ma hai fatto in vita tua? No. Non lo chiederei alla persona alla tua sinistra, questo giusto per dire, però la California è un posto bellissimo, cioè Sì. trovi gente del genere, quindi che probabilmente in preda a droghe psichedeliche ha tirato fuori una Vabbè, carta. dai, adesso non è che bisogna andare sulle accuse personali No, ma solo che- per una cosa del genere. ripeto, Magari voleva fare il simpatico. come prima non stavamo diffamando Donald Trump, perché è una cosa liberissima quella di fare fellazio a vecchi presidenti, io quindi non sto diffamando nessuno. Non è che se dico che Che questa tanto persona... hanno la stessa età, però. Esatto. Non è che se questa persona ha pippato, allora è un disvalore. Ognuno può pippare. Ma non ha pippato. Libera pippata e libero Stato. Non ha pippato. Libera pippata e libero Stato. Il punto è che ovviamente se ti metti alla guida da pippato, qualche problema lo potresti creare. Allora, però io volevo dirvi che la sì. California è un posto magico. Tornando al discorso di Bubba, però Bubba Gump, vi dicevo che sul molo di Santa Monica c'è Bubba Gump Gump, Sì. non c'è Bill Clinton. Quindi se volete andare lì per fare qualcosa di orale, non potete farlo. Lì trovate una persona affetta da sostanze stupefacenti con un cartello gigante in mano con su scritto ho bisogno di soldi per l'erba, per la marijuana, e poi trovate anche gente che chiede l'elemosina. Tutti, me compreso, vanno a dare i soldi a questa persona che ha bisogno di soldi per la marijuana. Questo per dirvi di quanto sia un posto fantastico la California. Allora, Bellissimo. un automobilista di Fullerton ha conservato la sua carta opportunità per la prova decisiva. L'autista ha consegnato la carta del Monopoli esci di prigione dopo essere stato fermato per un'infrazione al codice della strada. Il Dipartimento di Polizia di Fullerton ha condiviso l'interazione in un post sui social media. La gente si è fatta una bella risata, ma ha ricordato all'autista che sebbene la creatività sia apprezzata, non costituisce una difesa legale. E direi, nel senso... Questo lì è bellissimo, cioè io lo metto a questo punto al fianco di un altro momento surreale bellissimo. Per me è il Pacciani che recita la poesia durante il processo e appunto il giudice che lo riporta alla realtà ricordandolo che è accusato di 16 omicidi. Ma che cazzo Questo c'è? ma questo qui è uguale. Hai cioè tirato il- fuori questa cosa così tanto ma questo lì è uguale, cioè No, lui è che vero. ti porta avanti una burla meravigliosa, probabilmente se n'è pure preparata, cioè probabilmente sa di essere una pippa o pippa molto spesso e quindi sapeva di averne bisogno al più presto, si è portato dietro la carta del Monopoli e l'ha utilizzata proprio nel momento del bisogno. Stiamo parlando di... E qua mi ricorda un po' il famoso meme quando ti fermano e dici abbiamo bevuto, io sì, e voi? Che tragedia. Cancellate questo programma. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. popolo lo di grida a gran avere, voce. di avere un argomento insomma che volevi parlarne molto a te molto caro. Qual è? Questo qui? Che riguarda i fratellini. No, lasciamoli No? stare poi, se no Non- creiamo problemi in Quali fratelli? maggioranza. Ah, no, Vabbè, no, ma i no, problemi- no, 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 Andiamo nessuno tocchi il partito di San Giuliano e della Sant'Anché. Mamma mia. Abbiamo già Che infierito tragedia, abbastanza. San Giuliano. Pensa Allora, chi lo vota. allora, Il commissario Winchester. allora, guidava indisturbato una Formula 1 in autostrada, arrestato dopo 6 anni di fuga. Dove è successo questo? Dove è successo? È successo in Repubblica Ceca. Ci sei stato in Repubblica Ceca? No, cazzo, sai che mi manca? Cioè, sono stato nei posti dimenticati da Dio, ma la Repubblica Ceca no. Cioè, negli ultimi anni letteralmente chiunque è andato a Praga, è una delle io no. mete più... Non sono mai andato a Praga, sono andato in Transnistria
e voi forse lo sapete bene. Tra poco andrai... Tra poco andrò in Palestina, ma in Repubblica Ceca non ci sono mai andato. Sono andato in Liechtenstein. Ma non in Repubblica Ceca? Ma in Repubblica Ceca no. E mi dicono che la Repubblica Ceca sia famosa per 3 cose. La birra. Non si può dire? E le auto di Formula 1 in giro per strada. Ecco. Guidava una Formula 2 per strada da 6 anni, catturato in Repubblica Ceca. Dopo 6 anni di mistero, la polizia ceca ha catturato il pilota fantasma di una monoposto da gara avvistata sulle autostrade del paese. Allora, io non voglio fare il gaz della situazione. Ma sapete perché la polizia in 6 anni non ha visto questa macchina di Formula 1? Ti prego. No, dai, non dirlo. No, non so neanche cosa vuoi dire. Quello è il Io già problema. preparo il foglio. Questo già prepara il foglio. Sapete perché in 6 anni la polizia di questo stato non ha visto una macchina di Formula 2 guidare sull'autostrada? Chiudete questo programma. Perché è la polizia ceca. Ecco. Prego, se riusciamo a farlo inquadrare. La telecamera è di là però, cugino. Questa di qua che è più vicina. Se no non si vede che è controluce, quindi aspetta. Ma stai lì. No, ma non dove- ce la è facciamo, una vabbè, battuta- fa niente, dai. Comunque è una roba terribile. Allora, è una tragedia. le prime segnalazioni risalgono al 2019. No. No, non ce l'abbiamo fatta. Le prime segnalazioni risalgono al 2019, ma il pilota era sempre irriconoscibile per via del casco con visiera. È stato fermato vicino Dobris, dopo essere stato seguito fino alla sua proprietà privata. Famosa Dobris. Ora rischia una multa e una sospensione della patente, ma continua a negare ogni accusa. C'era San Giuliano alla guida? Perché? Ma cosa c'entra No, San non ci Giuliano? starebbe San Giuliano lì. Ma cosa c'entra San Giuliano? Io San Giuliano me lo immagino adesso in campagna Cosa con la c'entra? pistola e le ciambelle, che mangia le ciambelle e chiede i voti alla gente. Ma tu hai mai mangiato i donuts americani, quelli originali? Cosa vuol dire quelli originali? Quelli originali americani. Che cazzo vuol dire quelli originali americani? Beh, quelli belli, Dunkin' Donuts o di Dunkin' altre marche Donuts lo trovi famose. anche a Firenze. Ma non lo so. sanno della stessa cosa. Comunque sì. Sì? Sì. Non sei d'accordo che se fossero così anche in Italia troveremmo tutti Ma sono, i poliziotti delle ciambelle. fare Ma come guarda- il commissario Guarda Winchester? San Giuliano. Ma Lui- perché ancora San Giuliano? Ma cosa San- c'entra, poverino? San- Lascialo stare. San Giuliano è una persona che ha fatto indigestione di ciambelle sicuramente. Io questa cosa non me la toglie dalla testa nessuno, e si è prestato anche come doppiatore nei Simpson per fare il commissario Winchester. Ragazzi, è uguale. Anche quando parla è uguale. Ma questo te l'ha rivelato la signora Boccia? No, lascia stare, povera Crista, lascia stare la signora Boccia. Allora, cugino, tu sei un grande appassionato di videogiochi. Beh, ovvio. Hai mai giocato a Reluted? No, e non sapevo neanche che diavolo fosse prima di leggere il titolo di quest'articolo, cugino. Allora, Reluted, il videogioco che ruba ai ladri occidentali e restituisce all'Africa i suoi tesori sottratti nel periodo coloniale. Un'avventura afrofuturista, prima volta in vita mia che sento la parola afrofuturista, che trasforma la restituzione dei tesori coloniali in una missione di giustizia digitale. Il videogioco Reluted è sviluppato dallo studio nordafricano Yamakop. Affronta il tema dell'appropriazione coloniale delle opere d'arte africane. Il 90% del patrimonio culturale dell'Africa subsahariana è in musei occidentali. Ogni missione consente di recuperare un artefatto e scoprire la sua storia. Il gioco unisce estetica afrofuturista e riflessione storica in chiave interattiva. Allora, fatemi dire, cioè, è come se qualcuno adesso inventasse un videogioco sulla seconda guerra mondiale in cui l'olocausto è portato avanti no, scusate, no, siamo nel 2025, non è un videogioco, c'è già. Ma vai a cagare. Comunque, no, fammi dire, dato che Scogna, vabbè, la sua cazzata anti-israeliana l'ha detta. Perché non avviene? Di grazia, dove avviene? Non diciamo dove avviene. Ma vai a cagare. Se no lo buttano Comunque, fuori. no, comunque qui stiamo parlando di un videogioco sviluppato in un paese dove si devono rivolgere alla polizia privata perché quella pubblica è talmente corrotta che permette qualsiasi tipo di crimine possibile e immaginabile. Dov'è che è sviluppata, scusami? In Sudafrica. Ah, ok. Cazzo. Mi ero perso questo passaggio. La patria di Elon Musk. Esatto. Mi ero perso questo Comunque, passaggio. dove i politici
si vantano di difendere la corruzione se loro ne sono, dentro appunto al sistema della corruzione, maledetti gli anni 90. dove ci sono giornalisti che alla prima domanda un attivista LGBT gli chiedono perché tu sei gay. Quello non credo che fosse del Sudafrica. Non è del Sudafrica, domanda, però è sempre cioè, il come le continente altre. africano. Vabbè, comunque. allora francesi e italiani sono la stessa cosa. E soprattutto io mi chiedo, dato che questo qui sarebbe quello che tu vai a restituire, invece dei tesori della meravigliosa isola di Sicilia e della penisola della Calabria, quali sono invece i tesori rubati che vanno recuperati dai... Puoi ripetere la parte in italiano, per favore, che non ho capito. Dato che questo qui è un videogioco che ruba i tesori dai musei... In Sudafrica. Fa già ridere così. Un paese finito. Ma no, ma è un paese finito dal 1994. E sai quali sono gli altri paesi finiti? Quali? Mi Francia, immagino... Regno Unito, Stati Uniti ormai sono la canna del gas. Sì. Guarda cosa è successo a New York. Vabbè, ma col presidente Trump sicuramente. Ma il presidente Trump è impegnato a fare altre cose. Oh, dai! Voi volete tornare sempre lì, ma Trump si diverte con altro. Basta! Melania è un diversivo. Basta, no! Sapete cosa gli piace di Kennedy? Poi ve lo spiego. Ma scusa, è un orgoglio quello. Scusa, il primo presidente LGBT della storia americana. Bill Clinton nel caso. Ma Bill Clinton. Bill Clinton è uno che... Bill Clinton è attivo, quindi non so se vale, cugino. 2 presidenti in quella foto. Non uno, 2. Succede. Allora. In Sudafrica, ma tu ti rendi conto? In Sudafrica adesso Abbiamo sparano capito. ai bianchi, cioè il mondo al contrario. Ora, non per giustificare, Perché a chi bisognerebbe sparare? a Scusa, nessuno, perché dici il mondo al contrario? no, a nessuno. Però il Sudafrica è innegabile che negli ultimi 30 anni sia andato ormai alla deriva. Da comunque paese, ovviamente l'apartheid è una vergogna che tutti quanti andiamo a condannare e ci mancherebbe altro. Sicuro. Però, sicuro. Magari qualcuno non la condanna, però Allora, il punto è che è un paese totalmente alla deriva. Ma invece l'Australia è un paese finito? Secondo te? No. No. Sono un continente, ci sono più canguri che umani. Quello è vero. Quello è vero. Allora, andiamo in Australia. Sono una lavoratrice e ho un cane. Voglio gli stessi diritti delle mamme di bambini. Cugino, allora, quello che io e te pensiamo dei cani e soprattutto dei padroni dei cani è cosa ben nota. Lei, signora D'Alberto, cosa ne pensi in generale dei cani e dei padroni dei cani? Io ho un cane e sono assolutamente d'accordo con quello che dice questa persona. Vorrei gli stessi diritti e non doveri dell'avere un figlio. No? Non è corretto? La richiesta a provocazione di Mary ha diviso il web. Sta facendo discutere la richiesta a provocazione della giornalista Mary Madigan. In un articolo ha spiegato di essere mamma di un cane di nome Frank. Vorrebbe avere gli stessi diritti delle mamme di bambini per prendersi cura di lui. Vorrebbe poter rivendicare le loro agevolazioni ed avere la loro flessibilità. Madigan, chiedo scusa. Mary Madigan. Cugino, tu con i nomi proprio... Io con i nomi, scusate. Tallarico. Scusate. Vorrebbe poter rivendicare le loro agevolazioni e avere la loro flessibilità. Si sente infatti molto in colpa a lasciarlo solo, ma allo stesso tempo non può lavorare da casa perché non è tutelata su questo fronte. Che vergogna. È proprio un paese finito, l'Australia. No, ma comunque stiamo parlando, va bene che quella è l'Australia e non l'Italia, però credo siano molte di più le aziende che permettono quantomeno di portare il proprio animale domestico, comunque il cane in ufficio. L'animale domestico. Io se ho un canguro domestico voglio poter portare un canguro in ufficio. No. Ma non esiste roba Ma del perché genere. no? Ma ci sono quelli che portano il cane in ufficio. Ma Scusami, sì che ci sono. quando la gente viene qua in ufficio c'è Vittorio. Allora, scusa, È uguale. io e non solo io in questo paese, in questo mondo, sono allergico ai cani. Vuol dire che io non ci posso stare in una stanza Sei dove tu c'è che hai un il cane. problema, non il cane. Ma vaffanculo, ma come per la storia di far sedere, di dare il biglietto aereo del sedile e farlo stare sul piuttosto sedile che darlo ai al cane. bambini bisogna darlo ai cani. I cani rompono meno il secondo cazzo te dei bambini. una persona molto allergica a un cane deve morire Attaccarsi praticamente al cazzo.
Cioè deve Lo avere... stesso che a cui... Dai, basta! Vabbè, ma... No! E poi però si non si torna può più sempre dire nulla, Figa. È una censura unica. Cioè, questo politicamente corretto qui No, ci sta uccidendo. Ma allora, ma scusa, cioè, secondo te, se io sono allergico ai cani, io e non solo io in Italia, siamo allergici ai cani che non possiamo stare nella stessa stanza, questi qui tutti hanno un cane, si devono portare un cane, 20 cani nella stessa stanza, un allergico muore praticamente. Rip. Ma il Che cosa ti devo dire? Il problema è tu prendi Ma la... cosa vuol dire il problema mio? Non portare il cazzo di cane al lavoro, lascialo a casa, e se non puoi tenerlo a casa non comprarti un cane. Ok, facciamolo calmare un secondo che... Vedo che c'è la venetta che gli esce fuori. Sì, vabbè, signorino della Cattolica, lui, No, Vito, tu la pensi il come cane, il nostro amico borghesotto napoletano, ce li ha nella tenuta dove fa la villeggiatura, quindi Ma non li porto al lavoro. Ma no, ovvio, li usi per la caccia. Non lavora, è logico che non li porta al lavoro. Ovvio, però li usa se va a fare una battuta di caccia, cioè dei boschi abruzzesi, ovviamente si porta il cane come da tradizione. Certo, col fucile ovviamente, Col perché fucile, sono anche pro fucile. alla detenzione delle armi per la caccia. Però in un paese dove per le donne è veramente più difficile e molte vengono licenziate se sono in maternità o comunque hanno contratti, diciamo, più sfavorevoli, ecco, una richiesta del genere, ma magari in Australia le condizioni sono diverse, quindi ci può stare. Qui in Italia non la vedrei come una, come dire, come una richiesta fattibile o quantomeno giusta, finché ancora non... fattibile. Ma tu lo vuoi solamente perché non c'hai voglia di lavorare, fai tanto il codo lavoro per prendere per il culo il cugino Marco, Cioè, e poi vieni qui anche te, non solo e il poi cugino vieni qui Marco. e poi vieni qui a fare i barbari eleganti, ma non ti vergogni? Congedo parentale per il cane. Esatto, oltretutto per motivi Giusto, corretto. E anzi, per richieste personali. Sottoscrivo il oltretutto. fatto che adesso sulle rotte aeree italiane si possa portare il cane anche di grosse taglie. Meglio i cani che i bambini. Ma no, ma lo fai stare nella stiva con dei... Poi fatemi dire, con dei- parla quello che i bambini vorrebbe mettere in laboratorio per farli diventare degli eserciti, dei soldati per degli eserciti di bambini. Ma di cosa certo. stiamo parlando? Non sei credibile, poi con quegli occhiali ancora meno. Ma io ho mai detto di... Ma io non vedo da tanto, quindi non me ne ricordo. Ma io ho sempre detto di detestare i bambini, anzi credo di aver fatto uno statement proprio 2 settimane fa, 3 settimane fa sul fatto che odio i bambini e che non voglio diventare padre. Questo non significa che debba dare ai cani gli stessi diritti, cioè di più. Glieli posso anche dare, cioè li posso chiudere anche il cane in una box di metallo e farlo vivere finché non raggiunge l'età per schiattare. No, ma se parlo dei bambini o dei cani, io non ho capito. Ma no, il bambino lo puoi far uscire a 15-16 anni quando è già sviluppato e maturo. No, allora, per me comunque questo è sempre il sintomo del fatto che la civiltà occidentale sia finita, purtroppo. Ma siamo in Estremo Oriente. Ho figa. capito, ma anche l'Australia allora... fa parte della civiltà occidentale. Ma in un certo siamo in modo. Oriente. Ma che cazzo vuol dire dall'altra parte? E devi contarlo al contrario. Il nostro mondo. L'est e ovest, l'ovest est, il nord e il sud. Quindi noi siamo il sud del mondo. Sud per loro sì. E loro avranno le mappe al contrario, penso. Ma loro sono sempre sud e noi siamo sempre nord. Hai presente il sottosopra di Stranger Things? Sì. L'Australia è tipo quello. E infatti c'è il Demogorgone che ti passa per... Il Demogorgone, sai cosa assomiglia? Non lo vuoi sapere cosa assomiglia. No, comunque Non lo molto so. semplicemente per me questo è l'ennesimo sintomo del fatto che la civiltà occidentale sia ormai morta. Perché in un cioè guardando l'India e la Cina che negli ultimi anni hanno duplicato la loro popolazione, cosa che non fa bene chiaramente al pianeta Terra, ma sai che in India fanno le stesse cose che Trump fa a Bubba alle mucche? No. Trattano le mucche meglio degli uomini. Quindi cosa stai dicendo? In Occidente siamo qui a parlare di portarci il cane al lavoro, mentre nel resto del mondo... In India si porta le mucche al lavoro. Perché? Ma non è vero. Come no? La mucca è sacra. La legge è sacra. Benissimo, signori, cugino. Ma poi cosa? Beh, la mucca è sacra, ma lì le mucche le vedi in giro per strada, cioè quelli che lavoro fanno, cioè faranno i contadini, quindi è normale che se la portano a lavoro. Sono mucche impegnate. Cioè non lo so, le la mucca usano per rossa, fare esatto, per spingere l'aratro, non lo so, ma per quello se lo portano a lavoro. Però se la portano al lavoro. Dobbiamo salutare, signori. Meglio. Allora, signori,
Speriamo che questa puntata dei Barbari Eleganti vi sia piaciuta. Noi ringraziamo Luca D'Alberto Trollamiglio per essere tornato con noi. Fai un ultimo commento prima di andare? No, riaprirei ancora il discorso su Trump, non mi sembra il caso, è come sparare sulla Croce Rossa. Benissimo, ora noi vi lasciamo con Paul McCartney con Come On To Me. A settimana prossima, amici. Sì. Non l'ho scelta apposta, giuro che non l'ho scelta apposta. Cugino, non ti crede nessuno. Scelta casuale. A settimana prossima, amici, e come sempre, viva i piedi! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net.